la tua verità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla penitenza. Tu che ci hai ispirato alla volontà di servirti, porta a compimento l'opera da te iniziata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: è vero, Sadrach, Mesach e Abdenego, che voi non servite i miei dei e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto? Bene. Altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re Nabucodonosor: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Allora Nabucodonosor fu pieno di ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abdenego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace, con bitume, stoppa, tece e sarmenti. La fiamma si alzava 49 cubiti sopra la fornace e, uscendo, bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e, alzatosi in fretta, si rivolse ai suoi ministri: non abbiamo gettato noi 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, o re, risposero. Egli soggiunse: ecco,
io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di Dei. Nabucodonosor prese a dire: benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome, glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo Tempio santo glorioso, benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi, dunque, fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da costituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, stamattina
Cinque Fondi ci siamo svegliati forse con un bagno di acqua fredda. Quel virus che tanto ci spaventa in questo periodo ora si è fatto più vicino. Se prima sentirne parlare ci sembrava qualcosa di distante, ora più consapevolmente sappiamo che tutti noi siamo sulla stessa barca, come ci ha ricordato Papa Francesco. E su questa barca non c'è da aver paura, non c'è veramente da temere, perché su questa barca c'è il Cristo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura come il Signore libera i 3 giovani dalla fornace. Ecco anche noi che ci troviamo fra fiamme potenti, che ci troviamo in mezzo a un fuoco che non riusciamo a controllare e che divampa con violenza contro di noi, non possiamo che confidare in Lui. Confidare nel Signore, confidare che il Signore è colui che ci dona la salvezza, che il Signore è colui che non ci lascia soli. Ma attenzione, fratelli e sorelle, la fede non è una bacchetta magica. La fede deve aiutarci a confidare che Dio è con noi nella fornace, che Dio non si allontana da noi, che Dio non è lontano dai nostri mali, che Dio non è lontano dalla nostra sofferenza. I 3 giovani confidano in Dio e dicono: Dio può liberarci, ma se anche non ci liberasse, noi non serviremmo altri dei. Perché questa confidenza, questa fiducia di Dio nasce solo da una cosa, nasce dall'amore che noi riusciamo ad avere nei Suoi confronti. Nasce da quell'amore che Lui ha riversato su di noi prima che noi potessimo conoscerlo. Quell'amore che è il Figlio Suo, quell'amore che è un amore crocifisso. Non è un amore fatto a barzellette, non è un amore di ironia, è un amore di gioia. E la gioia è un sentimento profondo, è un sentimento che riesce a convivere anche con le nostre tristezze, perché dal legno della croce è venuta la gioia del mondo. Allora, se noi scopriamo questa verità fondamentale, questa verità che ci fa liberi, davvero potremmo essere figli di Dio. Perché i figli confidano sempre nei genitori, confidano nei genitori anche quando i genitori si mostrano insieme a loro tristi, anche quando i genitori non possono fare chissà che cosa. Ecco, noi dobbiamo avere la stessa fiducia nel Padre, la stessa fiducia in Dio, quella fiducia che nasce da un amore che ha saputo donarsi, da un amore che ci invita ancora oggi a donarci, da un amore che è venuto per darci l'esempio, non per risolvere i nostri problemi, da un amore che ci dice che Dio esiste, ma che soprattutto Dio è, Dio sta. Dio è qui in mezzo alla nostra sofferenza, Dio è qui in mezzo alla nostra paura, è qui per darci forza, è qui per dirci che dobbiamo rimboccarci le maniche, che dobbiamo fermare le ginocchia vacillanti, che dobbiamo rinfrancarci per combattere tutti insieme come fratelli, come Chiesa, come umanità, con Lui che è dalla nostra parte contro questo nemico invisibile. La Vergine Maria che oggi contempliamo mentre guarda il Figlio morire sulla croce, lei che ha vissuto l'amore di madre, che ha vissuto anche quell'impotenza di fronte al male, di fronte all'ingiustizia, di fronte alla condanna di un innocente, di fronte alla condanna di un giusto, sia lei ad aiutarci a vivere questo momento con la maggiore serenità possibile, con quella serenità che la morte non ha l'ultima parola, che il dolore non è la fine, ma che la nostra fine e il nostro fine è la gioia, che la nostra fine è la Pasqua eterna con Dio, che è l'alfa e l'omega, la A e la Z della nostra vita, ma che sta anche in mezzo a tutte quelle lettere
che a noi suonano male, in mezzo a quelle consonanti che per noi hanno un suono sgradevole. Lì c'è anche Dio, perché Dio è la nostra origine, Dio è la nostra vita, Dio è il nostro fine, Dio è la nostra Pasqua. Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito, perché ci aiuti a capire che la nostra conversione sarà autentica se ci prenderemo a cuore le necessità morali e materiali dei nostri fratelli. Preghiamo insieme e diciamo: illumina i tuoi figli, Signore. Per tutta la Chiesa, perché sempre più chiaramente si manifesti come luogo della riconciliazione, del servizio fraterno e del culto in spirito e verità, preghiamo: illumina i tuoi figli, Signore. Per i popoli e gli individui oppressi da ogni forma di violenza, perché quanti credono nella parola liberatrice di Dio li aiutino a ritrovare dignità, giustizia e pace, preghiamo: illumina i tuoi figli, Signore. Per gli indifferenti, gli atei, i senza speranza, perché trovino in Dio seguaci di Cristo, l'umile testimonianza di una fede che svela il senso dell'uomo e della vita, preghiamo: illumina i tuoi figli, Signore. Per i malati nel corpo e nello spirito, e particolarmente per i malati di coronavirus, perché il Signore Gesù li illumini e li sollevi e doni loro serenità e fiducia, preghiamo: illumina i tuoi figli, Signore. Per noi, perché raccogliamo le occasioni che questo tempo ci offre, l'Eucaristia, le stazioni quaresimali, le veglie, i digiuni e le opere di carità fraterna, preghiamo: illumina i tuoi figli, Signore. Dio di sapienza e di misericordia, aiutaci a far scaturire da questa scuola quaresimale dei discepoli di Gesù i gesti e le parole di una conversione sincera e di una carità cordiale ed efficace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, questo sacrificio,
che ci concedi di offrire alla tua santità, e rendilo per noi sorgente di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai splendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.
Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio, fonte della vita,
fa che la partecipazione al tuo sacramento sia per noi medicina di salvezza, ci guarisca dalle ferite del male e ci confermi nella tua amicizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Novena alla Vergine Addolorata. O Regina dei Martiri, quale tortura dovette subire il cuore di Maria nel vedere il frutto del suo grembo immacolato spirare sulla croce e trafiggere il suo cuore dalla lancia del soldato. Per questa trafissione del tuo cuore materno, ottienimi la grazia di vivere e morire nell'amore a Cristo crocifisso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Già confitto sul trono ferale, giace il Figlio e lo guarda la madre, a lui soffre la stessa agonia. O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore. Concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventino occasione di grazia e strumento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Sub tuum presidium confugibus, Sancta Dei Genetrix, nostras deprecatio vobis, ne efficias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Maria, salute degli infermi, prega per noi.